Qual è il significato reale del termine viaggio? Possiamo ripercorrere alcuni momenti importanti della storia dell'uomo anche all'interno dei nostri centri antichi, delle nostre chiese dimenticate, dai nostri monumenti che giacciono schiacciati dal peso della modernità. Ebbene, faccio di questa premessa il tema principale di questa puntata, una passeggiata all'interno del centro storico di Cosenza, tra i reperti e i monumenti che possiamo ammirare all'interno di uno dei centri storici considerato tra i più belli d'Italia. E benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Quest'oggi siamo nella parte storica di Cosenza e vi mostrerò un piccolo particolare nascosto alle spalle della cattedrale di Cosenza. Rimanete con noi, andiamo. Ricorderete sicuramente la puntata sulla cattedrale di Cosenza che abbiamo avuto modo di affrontare in precedenza. Abbiamo fatto cenno anche di ciò che si trova alle sue spalle, il Museo Diocesano. Vi mostrerò alcune delle numerose bellezze racchiuse nel Museo Diocesano di Cosenza. Infatti, questo museo si trova proprio tra la cattedrale di Cosenza e il Palazzo Arcivescovile. Al suo interno sono contenuti molti reperti importanti provenienti sia dallo stesso Duomo che dalle chiese del territorio. Ringrazio Don Salvatore Fuscaldo che mi ha permesso di portare le nostre telecamere di Teleuropa Network all'interno di questo importantissimo centro. Siamo nel centro storico della città di Cosenza, precisamente in piazza Aulo Giano Parrasio, fondatore dell'Accademia Cosentina. Prospicienti a questa piazza abbiamo il Palazzo Arcivescovile e dal 2013 il Museo Diocesano, che raccoglie opere provenienti in gran parte dalla Chiesa Cattedrale di Cosenza, a poca distanza, e da chiese del territorio. Un'istituzione fortemente voluta dall'arcivescovo del tempo, Monsignor Salvatore Nunno. Ho intenzione di mostrarvi una cosa, una statuetta in avorio che sembra essere riconducibile alla scuola di Michelangelo. Sì, avete capito bene. Immaginate un po', il più grande artista del nostro Rinascimento ha lasciato un manufatto anche all'interno del nostro museo. Ovviamente non abbiamo la certezza che questa statuetta sia opera dell'autore fiorentino, ma è intrigante solo immaginare quale sia stato il viaggio di questo manufatto per arrivare fino a noi in Calabria. Passiamo alla descrizione di questa magnifica statua. Di piccole dimensioni, ma di una manifattura eccezionale. Mostra Cristo alla colonna, ovvero il Cristo penitente. Infatti, come possiamo ben vedere, il corpo mostra tutta la sua sofferenza che il Cristo sta vivendo in quel preciso momento, e questo piccolo manufatto riesce infatti a comunicare attraverso tutti i particolari dei muscoli tesi, il viso contratto dal dolore e la sofferenza di Cristo in volto. In quelli che un tempo erano i locali che accoglievano i giovani che si preparavano al sacerdozio, al seminario cosentino, oggi nel pian terreno abbiamo realizzato il Museo Diocesano, che raccoglie opere provenienti in gran parte dalla Chiesa Cattedrale, ma anche da chiese del territorio. Le statuette in avorio, secondo la tradizione di scuola michelangionesca, pervenute a Cosenza grazie alla donazione di Don Antonio Capulli. Ma c'è tanto altro ancora da conoscere, da scoprire, da valorizzare.
Di manifattura eccelsa è anche il busto reliquario di San Gregorio di Nazianzeno. È realizzato in argento sbalzato, ricco di incisioni e con una tecnica particolare di lavorazione. Non è chiaro chi possa essere l'autore di questo capolavoro, ma sicuramente proviene da manifatture dell'Italia meridionale. Stiamo parlando dalla metà del Cinquecento. Ma chi è San Gregorio di Nazianzeno? È stato un teologo, riconosciuto come uno dei 4 grandi dottori della Chiesa orientale. Ma la mia attenzione fu rapita da 2 opere fondamentali per la città di Cosenza, che la legano alla storia e al culto. Una di queste è proprio la Stauroteca. Secondo la tradizione, proprio come oggi, 30 gennaio 1222, l'imperatore Federico II, in occasione della riconsacrazione della chiesa cattedrale, ne fece dono alla città, un'insigne opera di oreficeria, ma nello stesso tempo una reliquia preziosissima della vera croce di Cristo. Ed eccoci dove volevamo arrivare. Stiamo per entrare in un posto sacro e pieno di storie. Cerchiamo insieme di immergerci nella realtà della Stauroteca. Venite. Cos'è questo manufatto? È una croce reliquario in oro, filigrana, smalto e gemme preziose del XII secolo. La tradizione vuole che questa opera sia arrivata a Cosenza proprio in occasione della consacrazione del Duomo di Cosenza nel 1222. Fu donata proprio dall'imperatore Federico II di Svevia. Possiamo affermare che certamente questa bellissima croce tempestata di pietre è sicuramente una delle opere più belle legate al Duomo e alla storia di Cosenza. La Stauroteca di Cosenza, in breve, è una delle tante croci reliquario diffuse nella nostra nazione. Alta circa 20 cm e larga altrettanto. I medaglioni che vi stiamo mostrando, sistemati ai lati, misurano all'incirca 4,5 cm e il medaglione centrale all'incirca 5. La croce evidenzia una preziosa descrizione iconografica, sia sul fronte che sul retro. Dal retro possiamo osservare i 5 medaglioni, dove al centro è raffigurato Cristo in trono, mentre in quelli laterali ci sono gli evangelisti nell'atto di scrivere. Perché si ritiene che sia una croce reliquario? Perché nel Medioevo circolavano moltissime opere dove al loro interno contenevano piccoli frammenti provenienti dalla Santissima Croce dove il Cristo fu crocifisso. Da questa angolazione possiamo ammirare proprio questo particolare, dove al suo interno sembra essere conservata una reliquia che dovrebbe provenire dalla croce di Cristo. Un manufatto eccezionale, un gioiello unico che solo il nostro museo diocesano sta conservando e che le nostre telecamere oggi riescono a farvi vedere in tutta la sua bellezza. Quello che stiamo vedendo in questa sala è una copia della Madonna del Pileto, dell'icona della Madonna del Pileto. Come dicevo nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato della cattedrale di Cosenza, il nome è proprio il nome che porta avanti, la Pileto. Da che cosa deriva proprio Pileto, il termine Pileto? La tradizione ci riporta al 1576 e alla terribile pestilenza che colpì l'Italia. Un fedele, di cui non conosciamo il nome, pregava dinanzi ad un dipinto su una tavola e osservò un segno sul dipinto, riconducibile ad un bubone pestifero, e a questo evento subito dopo seguì la scomparsa della malattia. Ebbene, qual è stato il messaggio tramandatoci? La Madonna, attirando a sé la malattia, ha liberato Cosenza. Il popolo cosentino gridò al miracolo e volle proclamare la Madonna protettrice della città. Monsignor Costanzo, nel 1603, sistemò il quadro in un pilastro, posizionato nella navata centrale. Pensate un po' che da quel pilastro, nel corso dei secoli,
e una traslitterazione la tramutò in Pilerio. Da lì Madonna del Pilerio. Continuiamo il nostro viaggio all'interno delle meraviglie del centro storico. Guardate voi quante bellezze giacciono nel silenzio dei secoli, racchiuse nell'immensità del centro storico di Cosenza. Siamo alla chiesa di San Francesco d'Assisi. Questa chiesa probabilmente fu edificata su alcuni ruderi di un antico monastero appartenente all'ordine benedettino. La tradizione ci riporta al 1217 al beato Pietro Catin, uno dei discepoli di San Francesco d'Assisi. La facciata, come possiamo vedere, risaltano queste due nicchie laterali, dove al loro interno sono le statue dell'Immacolata e di San Francesco d'Assisi. La chiesa è a pianta a croce latina, con 3 navate divise da pilastri quadrangolari, con soffitto a botte. Francesco, io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di portare le nostre telecamere all'interno di questa meravigliosa chiesa, la chiesa di San Francesco d'Assisi. Niente, mi piacerebbe tanto portare pure una buona parte della storia che essa racchiude ai nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo in questa nostra passeggiata nel centro storico di Cosenza. Diciamo che il piacere vostro è più nostro, perché vorremmo che i cosentini, e non soltanto i cosentini, conoscessero questa chiesa, che diciamo è una delle prime chiese che noi abbiamo avuto come frati francescani. Infatti il 1217 il beato Pietro Catin, uno mandato da San Francesco direttamente, ha preso questa chiesa che apparteneva ai benedettini. Sì. Ragion per cui siamo subentrati e siamo stati, e ci siamo, diciamo, anche con varie traversie nel corso dei secoli ci sono stati conventuali, e adesso ci siamo noi. Diciamo che attualmente faccio io il parroco, sì, e sono parroco qui, anche se noi come comunità stiamo a Commenta a Sant'Antonio. Stiamo per mostrarvi una delle cappelle più ricche di storia, più affascinanti che abbiamo non solo noi cosentini ma calabresi, da conoscere e da valorizzare. La cappella dedicata al culto di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto. Venite. Attraversiamo questo portale scolpito in tufo che ci porta nella cappella di Santa Caterina d'Alessandria. Basta alzare la testa per ammirare il soffitto a cassettoni dei primi del Settecento con la tela raffigurante Santa Chiara, circondata dalle consorelle. Ma chi era Santa Caterina d'Alessandria? Anche questo in precedenza abbiamo spiegato nella puntata del fantastico centro di Laino Borgo. Chi era Santa Caterina d'Alessandria? Beh, bisogna tornare indietro, all'impero romano, dove non abbiamo fonti certe, ma pare che l'imperatore Massimino Daia, durante un festeggiamento di corte e compiendo gli usi pagani dell'epoca, si invaghì della bellissima Caterina, che si oppose ai festeggiamenti, cercando di convertire i pagani al culto cristiano, e per questo fu subito decapitato. Mi piacerebbe soffermarmi sulla cappella di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto. Tutto questo che noi stiamo vedendo è una cappella gentilizia, preesistente alla costruzione della chiesa di San Francesco. Sull'altare maggiore, quello che noi vediamo è il martirio di Santa Caterina del 1600 e fu restaurata intorno al 1800. Alle pareti della grande aula sono poste, come dicevamo, 6 tele del pittore fiammingo Guglielmo Borremans.
Da destra, entrando, possiamo vedere lo sposalizio mistico di Santa Caterina, la disputa di Santa Caterina con i filosofi, Santa Caterina in carcere visitata dall'imperatrice, abbraccio di Santa Caterina con l'imperatrice, il corpo di Santa Caterina trasportato dagli angeli sul monte Sinai e il miracolo dello spezzamento della ruota del martirio. Tutto questo naturalmente non solo è da conoscere, ma da valorizzare e da difendere a spada tratta, perché uno dei punti principali con cui ripartire una volta vinta la nostra battaglia contro il virus è la bellezza del nostro patrimonio, la bellezza dei nostri beni culturali da cui possiamo apprendere tanto e migliorare la nostra condizione di esseri umani. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di questa splendida chiesa. Stiamo per dirigerci dietro l'altare, dove ritroviamo una sala del XIII secolo, tutta in stile gotico, di cui possiamo ammirare un coro datato all'incirca nel 1505, con scanni in legno di noce a 2 ordini di posti, ad opera di artigiani locali. Possiamo notare che, incassato in un'arca lignea, è custodito persino il corpo del beato Giovanni da Castrovillari. Il centro storico di Cosenza, una realtà di storia antica, ancora presente nel nostro quotidiano. Chi come noi cerca di apprendere il più possibile sulla storia della nostra terra, chi è appassionato di un qualsiasi periodo storico nel centro antico, troverà nuove risposte, ripercorrendo quegli eventi che hanno contraddistinto il nostro territorio nell'antichità. Ripartire da quello che abbiamo, ripartire da quello che i nostri padri ci hanno lasciato, allo scopo di poter rivedere al più presto i vicoli antichi della nostra città, rivivere appieno quella che ora è un cimelio di antichità, fascino e mistero. E questo è stato il nostro viaggio all'interno delle bellezze del centro storico di Cosenza. Io spero di essere stato capace a raccontare questa piccola storia che quest'oggi abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Tele Europa Network.